L'obiettivo di questa giornata è quello di coinvolgere i ragazzi in progetti di volontariato in maniera tale che così possano fare un'esperienza nel nostro mondo, nel mondo del terzo settore, rendersi disponibili per la comunità e condividere con noi progetti e formazione. Abbiamo lavorato molto sul corpo, su come partecipare, fare politica, fare associazionismo significa farlo con il proprio corpo, con la propria presenza, leggendo nel corpo dell'altro i bisogni, cercando di capire che si può fare tanto, che ognuno di noi può fare tanto per incontrare il dolore, la sofferenza e il disagio dell'altro, non farlo diventare una sottospecie del mio, ma capire che è il suo disagio e provare ad andargli incontro. Abbiamo disegnato insieme su un unico grande foglio, un unico grande pesce, però ognuno di questi ragazzi aveva in mano un pesce diverso. Abbiamo aggiunto una serie di difficoltà sempre crescenti, per cui all'inizio avevano solo una matita e non potevano però parlarsi, quindi erano muti come pesci. Dovevano ingegnarsi a trovare una soluzione per arrivare al loro pesce. È venuto fuori che per forza di cose bisognava che ci fosse fiducia per riuscire a farlo. E mi è piaciuto il laboratorio perché abbiamo collaborato e ci siamo divertiti disegnando ed esprimendo le nostre idee sul disegno anche senza comunicare con la voce, ma solo a gesti e disegnando. Il professore Mantegazza che ci ha spiegato mi è piaciuta moltissimo, è stata molto interessante anche perché ha coinvolto noi studenti. E poi del laboratorio è stato molto bello, anche quello coinvolgente, abbiamo lavorato con i nostri compagni e è stato bello lavorare tutti in gruppo e diciamo rafforzare la nostra amicizia. Abbiamo lavorato sul cercare di portare persone, sia ragazzi della loro età che noi adulti, a interessarci del volontariato e della partecipazione civile. Hanno fatto 2 cartelloni con 2 pubblicità bellissime dove hanno invitato proprio le persone all'importanza del rendersi partecipi per gli altri. Se parliamo di partecipazione, il primo pensiero è stato un'azione partecipata che Maria Lai nel 1981 propose agli abitanti del suo paese. Legò l'intero paese alla montagna che stava alle spalle del paese, seguendo il racconto di una vecchia leggenda. Noi abbiamo legato le strade, le vie, i palazzi di Vittorio Veneto alla montagna che la sovrasta e in particolare alla croce del Monte Altare, legandola, passando un filo, cucendo le immagini che avevo preparato, creando nodi, connessioni tra i vari punti. Maria Lai dice che il filo è come quel filo invisibile che unisce, come ci si unisce quando ci si guarda e quando si parla. Una modalità interattiva che fa scoprire delle cose meravigliose ai ragazzi e anche agli adulti che lavorano con loro. Per esempio che non c'è bisogno di fare nessuna predica da grandi nei confronti dei ragazzi sulla partecipazione, sul volontariato, sul mettersi in gioco, sull'ascoltare i bisogni degli altri. Perché se ascoltiamo i ragazzi che ci raccontano le loro esperienze, queste cose loro ce le hanno già dentro, aspettano solo qualche occasione per farle emergere. Si sono ascoltati a vicenda in maniera veramente profonda e a volte anche toccante sulle loro dirette esperienze di partecipazione, sul loro senso di giustizia, sul loro desiderio di intervenire quando qualcuno dimostra dei bisogni. Di fronte alle necessità di qualcuno, gli altri si sono spontaneamente attivati, registrando poi un maggiore benessere non solo per le persone che hanno aiutato, ma anche per se stessi. Con i ragazzi abbiamo fatto una serie di esercizi teatrali per portare i ragazzi a una consapevolezza dei propri sensi e di quando i sensi non ci sono e di quanto il volontariato può essere di utilità per le persone che non hanno quei determinati sensi. Mi è piaciuto molto il modo in cui si approcciava con noi e le attività che ci ha fatto fare erano molto interattive e diverse dal solito. Siamo partiti dalla base del teatro, che è l'ascolto, soprattutto
ascoltare gli altri e lavoro di squadra, perché l'aiuto è una parola che è sempre importante nell'attività teatrale. Insegna ai ragazzi a fare squadra. Abbiamo lavorato su quello e sull'improvvisazione sulla base del abbiamo un problema con X o X ha un problema. Su questo gioco siamo andati a vedere le varie dinamiche che i ragazzi hanno creato rispetto all'aiutarsi o andare contro quello che viene richiesto da una persona che è in difficoltà. Abbiamo progettato insieme ai ragazzi un graffito. Io spero che si siano portati a casa almeno il ricordo di queste 2 orette insieme dove loro hanno contribuito a fare qualcosa insieme. Spero che portino a casa il valore di rendersi utili e disponibili, di dedicare una parte del loro tempo alla comunità, a chi ha delle sofferenze, alle persone più deboli, a tutto quel comparto della nostra società che ha bisogno di un aiuto esterno. I ragazzi molto bravi, molto disponibili a mettersi in gioco, molto attenti, e la speranza è che esca un po' di energia positiva, un po' da tutto questa mattinata, poi con i laboratori, che tornino a casa convinti di poter fare qualcosa, perché il vero nemico è questa idea che non possiamo fare più niente, che decidano tutto gli altri, e invece la democrazia vuol dire anche empowerment, come si usa dire. Partecipazione è collaborare includendo tutti, anche chi è meno dotato. Spero che i ragazzi oggi si siano portati a casa nuove possibilità di stare insieme, stare con l'altro cercando di capirlo meglio. Un po' più di voglia di socializzare, di stare insieme e capire anche che anche l'adulto con tutti i suoi limiti ha bisogno di stare con gli altri e di occuparsi anche di chi ha più bisogno. Per me la partecipazione è quando delle persone, anche più di una spesso, fanno di tutto per darsi una mano, di contribuire, cooperare, insomma, a fare qualsiasi cosa. La partecipazione per me è provare, ma non solo, anche esprimere la propria opinione su un qualcosa che si fa in un gruppo. La speranza è che si siano portati a casa l'idea che prendersi cura dell'altro è anche un piacere. Ascoltare, osservare e aiutarsi. Alla fine del laboratorio ci siamo seduti, abbiamo visto i loro professori allestire l'opera e lì sono uscite delle domande. Maria Lai dice: un'opera è viva nel momento in cui suscita delle domande. Ecco, oggi so che l'azione che abbiamo fatto, quella piccola azione collettiva, è viva perché ha suscitato delle domande.